Prima di tutto i dati forniti sui test effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dal 4 al 14 maggio al Palaverde, che riguardavano, fra l'altro, anche le forze dell'ordine, protezione civile, farmacisti, lavoratori di provincia e prefettura. 6.591 persone, l'adesione è stata del 94%, i test serologici rapidi sono stati 10.869, i tamponi 412, positivi 0, quindi un ottimo risultato, significa che il virus ha difficoltà a penetrare ormai e questo è grazie ovviamente all'opera che è stata fatta. La buona notizia è che le 412 positive al test poi sono risultate negative al tampone. Non solo, ma questa mattina sono stati forniti anche i dati complessivi sui tamponi. Nel distretto di Treviso sono stati 55.051, 7.650 quelli nel distretto di Conegliano, 7.800 i tamponi eseguiti nel distretto di Asolo. Incoraggianti anche i dati sui ricoveri negli ospedali. Al Cafoncello una sola persona positiva al virus si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, 5 invece ricoverate nel reparto di malattie infettive. 0 i pazienti in pneumologia. Gli ospedali di Montebelluna, Conegliano e Castelfranco sono Covid-free, ormai da tempo. In totale i pazienti positivi ricoverati negli ospedali della provincia sono 21. Nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto ci sono ancora 7 persone Covid positive, lo terremo ovviamente aperto l'ospedale di comunità anche per accogliere nel momento in cui ci possono essere casi di positività che hanno bisogno del periodo, chiaramente sono positivi magari asintomatici, hanno bisogno di un periodo di quarantena, se non possono andare a casa in isolamento l'ospedale di comunità ci aiuterà a ovviamente supportare le famiglie. Negli ultimi 15 giorni ci sono stati 0 ricoveri in terapia intensiva. I dati provvisori sul secondo giro di tamponi nelle RSA della Marca indicano che su oltre 11.000 persone controllate, solo l'1,89% è risultato positivo al virus. Sono 468 i test effettuati nei centri disabili, di cui è risultato positivo solo lo 0,34%, leggermente più alta la media nei 483 centri ecclesiastici controllati, è dell'1,65%. Inoltre, per quanto riguarda i tamponi al GRIS, sono in corso proprio oggi, ha precisato Benazzi, perché avevamo l'ordine di farli ogni 20 giorni e l'abbiamo rispettato.